Questa grande tela di circa 40 metri quadri raffigura la cena di San Gregorio Magno. Ci sono ben 37 personaggi invitati a questa cena. Al centro vediamo la figura di Cristo, che appare come tale solo infatti al Papa, e invece in piedi sulla colonna, vestito di nero, il priore Fra Damiano Grana, che probabilmente commissionò appunto la tela. La commissionò a Paolo Veronese nel 1572, che la realizzò proprio per questo stesso refettorio. La storia conservativa dell'opera è molto travagliata. I documenti che sono conservati nell'archivio storico qui a Monteberico ci dicono che Napoleone tentò di portarsela in Francia, ma la vicenda più traumatica per quest'opera fu l'atto vandalico che subì il 10 giugno del 1848 durante la prima guerra d'indipendenza. Si narra che infatti soldati austriaci entrarono in questo refettorio e con baionette lacerarono l'opera in 32 pezzi. L'opera fu poi conservata presso la Pinacoteca e ricucita soltanto 10 anni dopo da un restauratore tagliapietra che fece un lavoro veramente accurato. A parte un intervento dei primi anni del Novecento, l'ultimo che abbiamo visionato risale al 1972 ad opera di Antonio Lazzarini. Quando abbiamo iniziato a studiare l'opera, ovvero nella fase progettuale e anche durante le indagini preliminari che abbiamo fatto, ci siamo resi conto che l'ultimo intervento di restauro, come era poi comunque di prassi di quegli anni, era stato molto invasivo sulla parte pittorica. I ritocchi comunque erano già alterati, soprattutto quelli in corrispondenza dei colori chiari, delle colonne, delle architetture, ma anche sui volti dei personaggi, e che sopra la superficie pittorica vi era un velo di questa vernice, forse pigmentata o alterata, che uniformava i piani in un tono giallo-verdognolo. Era quindi necessario rimuovere tutta questa parte di restauro dell'ultimo intervento per poter mettere a vista di nuovo i colori che sono tipici del Veronese, quelli tipici quindi del Cinquecento. Sappiamo infatti che il Veronese ha dipinto ad olio questa tela, aveva utilizzato per esempio l'azzurrite per il vasto sfondo nelle architetture, nonché lacche oppure il cinabro o anche l'orpimento o anche il famoso realgar, quindi colori molto vivaci che sicuramente non apparivano più. Ecco che abbiamo deciso, ovviamente in accordo con la soprintendenza di competenza e con la committenza, di fare dei test e di liberare il colore da queste sovrapposizioni. La pulitura è stata l'operazione ovviamente più complessa. Dopo appunto l'attento studio dei risultati delle indagini diagnostiche abbiamo deciso di operare per gradi. Il primo strato che è stato rimosso è stata ovviamente la vernice, utilizzando impacchi di velina inglese e solvente. La rimozione è stata ovviamente un'operazione molto delicata e lenta perché era la prima, è quella con la quale inizi a conoscere l'opera. Però purtroppo, man mano che rimuovevamo la vernice, ci rendevamo anche conto di quanti ritocchi e di quante ridipinture coprivano il colore originale e di quanto esso poi si rivelava essere molto delicato e abraso. Il secondo passaggio è stato proprio quello nel capire quali ridipinture e quali ritocchi andare prima di tutto a rimuovere. Per non affrontare ovviamente immediatamente la pulitura più delicata, cioè quella sulla fascia dei personaggi, ci siamo ovviamente posti di fare dei test accurati prima sulle parti meno importanti, ovvero sulla parte magari di cielo, sulle architetture, sulla quantità di grigio e di bianco che avevamo a disposizione. Facendo poi questi test, man mano che rimuovevamo queste ridipinture, ci siamo anche accorti che molte e vaste erano le stuccature, le riprese a tempera sopra le stuccature, che un po' per frettolosità, ma un po' anche per il metodo che era tipico di quell'epoca, coprivano comunque parecchio colore originale e che quindi necessitavano la stessa rimozione.
Finita la fase quindi della pulitura della parte superiore, ci mancava appunto la parte inferiore, quella caratterizzata dai 37 personaggi e quindi dai 37 volti, per cui abbiamo iniziato gradualmente ad affrontare questa parte molto più delicata. Con nostro stupore ci siamo resi conto che, soprattutto in corrispondenza dei volti, lo stato conservativo della pellicola pittorica tutto sommato era in discrete condizioni. Miracolosamente, soprattutto il volto di Cristo ci è apparso quasi intatto, sì, qualche piccola lacuna sull'incarnato, ma veramente intatto, e questo è stato per noi una grande scoperta. E da lì ci ha dato, come dire, la forza e il coraggio poi di continuare la rimozione della vernice e di tutti questi ritocchi e le ridipinture. Dopo quindi vari mesi di pulitura, ci siamo trovati ad affrontare un'altra operazione, ovvero l'operazione della stuccatura. Non solo quindi erano i tagli il problema, ma anche le diffuse pieghe e poi anche numerose lacune per la stessa incuria, probabilmente nella custodia per anni di questi pezzi. Quindi circa 2 mesi abbiamo dedicato per chiudere e portare a livello queste stuccature e anche le abrasioni e fare un'imitazione della superficie. Come si sa, nel restauro però l'operazione veramente più lunga è proprio quella dell'integrazione, perché per colmare le piccole lacune bisognava anche tenere presente la tecnica proprio dell'artista, la tecnica esecutiva dell'artista, che è fatta proprio di pennellate veloci, sovrapposte, che cambiano di tonalità in maniera molto repentina e veloce. Se uno ha la fortuna di guardare questi volti da vicino, può veramente scoprire, forse è il termine giusto, come Veronese ha realizzato questi volti con tocchi veramente in sovrapposizione. Ecco che magari ci si può accorgere di una pennellata rossa sotto l'occhio di un pellegrino, così come un tocco con la punta di pennello di luce sul bavero di una veste. Ed è proprio questo forse la cosa più bella che ci sta dando la gioia in questo momento, cioè riportare alla luce questi colori cinquecenteschi, ma soprattutto il guizzo della pennellata che caratterizza l'artista e che la possiamo ora riconoscere soprattutto sui volti.